Allora, siamo alla seconda giornata di Job Orienta, siamo qui con Matteo Pozzi di Ensys, un hub incubatore appunto del Vicentino che accoglie periodicamente tutti gli anni gli studenti del ITS Meccatronico Veneto. Cosa vuol dire accogliere questi ragazzi che dopo 2 anni diventeranno dei super tecnici? Intanto vuol dire conoscere dei bravissimi ragazzi che hanno un sacco di idee e soprattutto hanno voglia di renderle concrete, queste idee. E vuol dire fare un percorso lungo di 2 anni dove ci si può conoscere bene e si può mettere anche bene alla prova le capacità e le competenze di questi ragazzi. E vuol dire anche poter portare avanti con loro, assieme, a quattro mani, dei bei progetti di innovazione, dei bei esperimenti, insomma, cose che non sempre vedono la luce, però sono dei bei percorsi di formazione anche per loro. In questo momento a che cosa sta lavorando il futuro super tecnico che avete accolto? In questo momento Carlos sta lavorando a un algoritmo per il riconoscimento delle cimici tramite una visione artificiale, tecniche di visione artificiale. E questo algoritmo ha un sacco di successo perché tutti abbiamo il problema delle cimici, no? Soprattutto adesso. Però ha anche delle interessanti applicazioni industriali, pensiamo ai produttori, ai coltivatori di soia o di legumi che hanno questo problema proprio nelle loro coltivazioni, quindi può essere un algoritmo anche applicato a cose legate al precision farming, che è uno dei grandi temi del momento, e all'efficienza, insomma può essere un modo per evitare di mettere dei prodotti chimici sulle piante. Finora quanti ragazzi, quanti studenti avete accolto? Noi è da 7 anni che lavoriamo con l'ITS e finora sono 7 ragazzi, mi sembra che abbiamo accolto, perché molto spesso ne abbiamo anche più di uno. Quindi è un percorso nel quale credete e state Sì, investendo? assolutamente sì. Dicevo proprio prima, l'ITS è un percorso alternativo all'università. All'università ci vengono fuori ricercatori e gente che comunque fa della ricerca pura. Nell'ITS vengono fuori i trovatori, quindi quelli che poi applicano sul campo e rendono concrete le idee. Ottimo, grazie.